Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. Meraviglioso dell'album di Frank Zappa, scusate, avevo un attimo di ritorno in cuffia. Gran Vazou è insomma un'opera d'arte che, devo dire la verità, è anche abbastanza calmo per il nostro amico Frank, ma veramente un pezzo di un album del tutto orchestrale, tutto strumentale, ma veramente, veramente meraviglioso. Non possono presentare al mio co-conduttore, il microfonato d'oro per eccezione, Antonino Danna. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 865 di oggi, 18 ottobre del 1979, scusate, del 2024. Ma io oggi mi sono messo, guarda che cravattazza di livello che mi sono messo, con tanto di nodo Windsor. Ho messo la cravatta oggi perché vedendo questo, io c'ho il nodo Viviani invece, perché è brutto. Si chiama tiro a 4 quello lì, foreign hand. Sì, ma addirittura secondo me, cioè, per non fare in velocità, ho preso la prima cravatta che avevo già col nodo fatto, che è una cosa sgradevolissima, e l'ho messa su tipo Che cacchio. dolore che mi dai. Sì, veramente. Che dolore che mi dai. Però devo dire... ridimelo, che dolore che mi dai, ma dillo così mi piace, ridimelo un'altra volta. Che dolore che mi dai, veramente. Però voglio dire, il fatto è che siccome hai la camicia bianca, chiaramente puoi mettere una cravatta di qualsiasi tipo e quindi la puoi anche mettere al volo, ci sta. L'importante è che ci sia il primo bottone, come sempre, ben chiuso, sì, e il nodo in maniera terribilmente aperta, anche perché ho un collo grosso, caro Antonino. Non si direbbe... Però. Ma io ho le camicie, se prendo, o le devo far su misura, o se prendo una camicia della mia taglia, non riesco mai a chiudere il bottone in cima. È proprio una cosa praticamente come Mike Tyson o come Maurizio Costanzo, che però, come sappiamo tutti, non aveva collo. Allora, benvenuti al Costanzo Show. Abbiamo e allora Antonino Danna in versione Maurizio, allora devi fare la pubblicità classica, non so neanche se esiste più quella qualcosa diceva proprio una camicia con baffi. Sì, esiste ancora quella, e allora ancora. Non facciamo pubblicità, ecco, senza essere neanche pagati, facciamo che non ci scriva l'ufficio legale dell'azienda, per cui va bene così. Assolutamente. Oggi parliamo di agricoltura, anzi no, oggi parleremo più di temi legati al mare, faremo un po' di rassegna stampa, siamo un po' in ritardo con la tabella di marcia, ma recupereremo. Faremo un po' di rassegna stampa, ma
se il nostro grande amico Vadis Paesanti, che è specializzato nel darci pacchi telefonici, e naturalmente, poverino, io scherzo, rido, ma lui ci dà i pacchi telefonici a volte che non si riesce a collegare con noi. Perché? Perché è un venericoltore, è un vongolaro, è uno che alleva vongola verace, quindi raccoglitore di vongola verace in quella della Foce del Po, in quel di Goro, nel delta del Po, e sapete bene cosa stanno passando, sapete bene cosa ha passato, e quindi è sempre impegnato sia nel suo lavoro sia nella cattura di questo fantomatico granchio blu, dato che tutti se ne sono scordati, c'era la mania, praticamente fino a qualche mese fa, un anno fa, si parlava solamente di questa specie, come sapete bene, una specie aliena che è arrivata dalle coste dell'Atlantico degli Stati Uniti, e, è arrivata attraverso le navi, tramite l'acqua di Zavorra, si pensa, nei primi anni 50, una specie aliena che sta naturalmente colonizzando interi habitat del Mediterraneo, cancellando anche le, diciamo, importanti biocenosi, una di le quali un habitat fondamentale, importantissimo, anche quello del delta del Po, legato alla venericoltura, legato all'attività dell'allevamento della vongola verace. Quindi potete pensare bene cosa stanno passando i nostri acquacoltori, purtroppo. Quindi avremo questa parte della trasmissione, seconda parte della trasmissione, dove parleremo di nuovo di granchio blu, che se ne sono, come dicevo, se ne sono scordati, diventano questi miti, no? Va tutta una moda, è tutta una moda, Sì, tra un Antonino. po' si scorderanno probabilmente anche della peste suina. La peste suina, figurati, la peste suina sta peggiorando, quindi abbiamo anche dei problemi legati naturalmente a un fatto che è una malattia che ha un contagio assurdo, terrificante, e quindi è molto contagiosa, si trasmette veramente basta anche solamente una persona che è passata su dei resti, su una carcassa, su delle macchie, su del sangue, basta che uno che fa l'attività, ad esempio, venatoria, e in quel caso, diciamo, di selezione per abbattere i cinghiali, sbaglia a usare le scarpe, si sposti e può contagiare o farlo uscire dalla zona. Quindi veramente, però quando passano prima la peste suina, il nome, la peste, sembra che arrivi qualcosa, che sempre quando parliamo di peste suina specifichiamo ai nostri ascoltatori che non è niente di trasmissibile all'uomo, ricordiamolo, perché semmai incappiamo in deliri che non servono e che andrebbero contro naturalmente anche alle nostre produzioni. Non è trasmissibile all'uomo, però si può trasmettere da animale a animale in maniera veramente repentina, veloce, e quindi può diventare un problema per le produzioni. Quindi il grande pathos che c'è dietro la peste suina è che si interrompono le esportazioni negli altri paesi, perché naturalmente nessuno vuole che arrivi nel proprio paese questa pestilenza, che naturalmente, oltre ad attaccare la fauna selvatica, attacca anche, diciamo, tutti i suini che vengono allevati. Detto questo, Antonino, cosa mi dici tu? Cosa mi dici tu? Volevo dirti un'altra cosa, ma mi è passata in mente. Mi hai stradato sul discorso suina e mi hai fatto infervorare un po'. No, volevo chiederti un po' del maltempo in Liguria, perché chiaramente ieri ci siamo occupati ovviamente delle notizie in arrivo dal Medio Oriente, ma avantieri è stata la grande giornata del maltempo in Liguria. Tu hai ricevuto per caso segnalazioni da parte di agricoltori o pescatori della situazione? Ma guarda, il problema, anzi ti mando un video che è da mutare perché non so cosa c'è, però se volete trasmettere in radio, del prima me porto lo di Sesti ascolto Levante. io qua. Anzi, se è il numero di Alessandro Cappelli possiamo chiamare anche Sesti Levante, perché il grande problema, vabbè, in Liguria abbiamo avuto dei disagi dati, anzi abbiamo avuto seri problemi legati soprattutto alla viabilità, l'esondazione di alcuni fiumi, penso a Chiaveri, penso a posti nell'entroterra ligure che hanno passato veramente delle ore, insomma, dove la popolazione è stata in apprensione, ci sono stati degli allagamenti importanti. Detto questo, ci sono sto stati... cercando il numero di Cappelli, tranquillo che ora lo trovo. Detto questo, ci sono anche dei problemi legati, come dicevo, anche a tutto quello che riversa i fiumi in mare. C'è queste immagini del porto di Sesti Levante che sono veramente terrificanti nel vedere questo porto strapieno di tutti i residui di quello che viene giù dai fiumi, quindi strapieno, cioè proprio non te butti qualcosa, non riesci a vedere il mare, l'acqua azzurra, perché c'è solo questa distesa di tronchi, di cannicci,
di materiale vegetale che copre tutto lo specchio acqua del porto, che si è andato proprio a insediare lì. Quindi, ecco, insomma, il mare com'è invece? Tuo padre che sta facendo? Lo salutiamo. anzi, lo salutiamo, guarda, mi stava provando a Ma è in chiamare, si vede mare? che non ci seguiva in trasmissione. Aria armato in quel di Piombino a pescare, alla sua veneranda età di 78 anni, cari radioascoltatori, per quelli che si sentono da buttar via, dicono vado in pensione, a 78 anni mio padre ancora al timone del Savonarola, se ne dorme a bordo, perché a Piombino non può neanche andarsene a casa, quindi fa proprio la vita da equipaggio, se ne sta a bordo con il suo equipaggio e si fa tutta la settimana lì, quindi per me da figlio un eroe, devo dire la verità, anzi mi sento io il pelandrone di casa, anche se sono indaffarato tutto il giorno, lì veramente è una vita dura perché a bordo hai comodità, però non è essere a casa, non è essere, poi 78 anni, però sai, quando ti comanda la passione, la vita, ti comanda la voglia di dire ancora qualcosa e far parentesi sulla Derba è un bel match come area di pesca, perché naturalmente è più gestibile anche dal punto di vista del brutto tempo, perché hai tutti i ridossi, le isole ti danno a volte un vento che ti si abbatte un vento di scirocco, lo puoi prendere come una sciroccata persa in faccia, oppure ti può uscire di terra, quindi diventa quasi un vento di tramontana, dicendola da Ligure, no? Che ti esce di terra e ti abbonaccia al tempo. Quindi insomma è veramente una bella sfida e è anche una bella attività di pesca, perché devo dire che quest'anno è stato un anno veramente, questo anzi si meriterà sicuramente un approfondimento dal punto di vista del Ministero, dal punto di vista delle istituzioni, perché tutto il discorso legato ai cambiamenti climatici, che possono comunque sia dare dei problemi all'agricoltura, dare i problemi alla pesca, perché naturalmente come gli areali dell'agricoltura, abbiamo visto come alcune zone non sono più magari adatte a alcuni tipi di colture, o comunque cambia anche il paesaggio per certi versi, anche gli areali delle specie ittiche a volte cambiano, l'acqua è leggermente più calda, quindi magari le acciughe invece di stare in una zona stare in un'altra, però si abbatte anche sul fatto dei fenomeni meteorologici che cambia, che essendo più repentini, e questo è un dato di fatto, cioè sono molto più ravvicinati uno all'altro, e abbiamo visto noi cambiare il tempo negli ultimi anni, proprio nel fatto che ti arrivano queste burrasche così velocemente, così forti, così violente, mentre una volta comunque ti davano dei segnali che erano magari anche percepibili, diciamo, a pelle, magari non so neanche spiegartele in maniera scientifica, però per uno che vive il mare avevi quella serie di segnali, invece adesso tiriamo queste burrascate così di impeto, così di violenza, date magari anche proprio da queste temperature, contrasto di temperature, venti caldi, aria estremamente fredda che magari arriva dal nord, e ti ritrovi, come ti dicevo, a perdere tantissime giornate di pesca, oltre ad avere una grandissima pericolosità di fare il lavoro, perché quando tu sei in mare devi ponderare, non è solo navigazione, perché la navigazione, diciamo la verità, ti riesci sempre a imbarcamenare, perché il tempo non ti può cambiare così tanto da impedire una navigazione sottocosta di portarti a riparo di un porto, avendo la locomozione naturalmente di un motore e non essendo una barca, ad esempio a vela, è legata naturalmente, quindi te riesci a ripararti in un porto, però la saggezza e la pericolosità molte volte del mestiere del pescatore sa che tu sei in cala, sei nel lavoro, sei nella pesca, quindi devi decidere, sei in mezzo al mare, magari a 2 ore di navigazione a un porto, faccio, pesco, non pesco, calo l'attrezzo del palangaro, ad esempio a Togna Pesci Spada, e decido comunque di mettermi a salpare, il tempo che verrà, che cos'è? Dovrò scappare mentre salpo il palamito, calo il palamito, oppure ti dirò un'altra cosa, sono in cala con la cenciola, sto per calare, sento che mi arriva il vento, mi arriva qualcosa, che situazione potrei avere di fronte a me? Quindi insomma, tante cose che potrebbero succedere, insomma, e quindi c'è tipo questa l'incognita. Ho visto una cosa, non stare a disturbarlo perché potrebbe essere a dormire, mi raccomando. Mi auguro non stia dormendo, perché sarebbe un'improvvisata clamorosa. La radio è bella per questo motivo, perché permette di fare le improvvisate. Vediamo un attimo se riusciamo a fare questo colpo, perché in 4 anni non l'abbiamo avuto mai, quindi insomma sarebbe veramente il top. Lorenz, prova, se non ti risponde lascia stare. Intanto ti ho passato il numero di telefono di Alessandro Cappelli, che io direi potremmo chiamare dopo liberamente, dopo l'intervento del direttore responsabile Giovanni Sallusti, in modo tale da
da avere anche Cappelli per sentire un po' lo stato dell'arte in quel della Liguria. Te lo chiedevo perché le ultime notizie parlano di maltempo nel Veneto e la cosa non è assolutamente piacevole, ahimè, in questo periodo. Vediamo un poco che cosa succede. Lawrence sta scrivendo. No, ha detto la prossima volta. Allora, venerdì prossimo lo avremo con noi. Vai a disturbare il povero. Sì, chiama Cappelli. Il povero Naccia. Vediamo se ci risponde Alessandro Cappelli, così facciamo subito. Però venerdì prossimo lo voglio in trasmissione. Assolutamente sì. Ok, prova a chiamare Ale che ci risponde, vai. Sì, prova in modo tale da avere il punto della situazione. Allora, mentre il problema grande che poi adesso i nostri pescatori hanno il problema di tutti i tronchi, perché arrivando di tutto dai fiumi, quindi soprattutto col fatto che sì, che c'è stata la possibilità data, diciamo, a livello di legge dell'utilizzo dei residui agricoli, perdonatemi, della biomasse all'interno dei fiumi da parte delle aziende agricole, però non è così, diciamo, immediata la cosa, anzi dovrebbe essere, diciamo, un po' diversa anche la cura dei fiumi, diciamocelo chiaramente da questo punto di vista, quindi quando arrivano, magari anche gli stessi tronchi tagliati e lasciati sul posto, e poi te li ritrovi in mare, diventano anche un pericolo grandissimo per la navigazione. Una postilla invece Ok, vai con Alessandro Cappelli. Ciao Ale! Buonasera! Ciao Lorenzo, ciao, buonasera a tutti voi, ciao. Abbiamo disturbato il caro amico Alessandro Cappelli, fra parentesi, devo dire la verità, anche insomma, per il popolo femminile Alessandro Cappelli, oltre ad essere un bel ragazzo, è una specie di Schwarzenegger della pesca, perché è una specie di montagna di muscoli, quindi naturalmente, oltre a farseli in mare col duro lavoro, quando è in periodo come adesso di fermo biologico, ricordiamo che la pesca a strascico con fermo biologico deve tenersi in allenamento in palestra. Ciao Ale, raccontaci un po' invece, purtroppo te sei fermo biologico, però questo maltempo, che naturalmente ha causato dei danni, mi viene da dire, ben più gravi per l'esondazione dei fiumi, quindi ha dato dei disagi veramente consistenti, però c'è anche questo lato di tutto il legname, che poi ti ritroverai anche da pescatore a strascico in mare, ma soprattutto adesso c'è il porto di Sestri, mi ha mandato delle immagini, ho visto sulla chat che condividiamo, Merisio, terrificanti, insomma, proprio che non c'è proprio, è strapieno di legname. Sì, allora concordo, cioè il problema andrebbe affrontato alla radice, nel senso che le normative attuali consentono la pulizia degli alberi fluviali e quant'altro, delle zone demaniali comunque, però a mezzo potatura piuttosto che altro, e non è più consentito come un tempo, ad esempio, la classica catasta di legni da bruciare. Ed è diventato anche un problema lo smaltimento di queste cagne, che più che altro sono cannici, comunque sono anche alberi di meno grandi dimensioni. Cosa succede? Che alla prima piena stagionale, tutto quello che è nel letto dei fiumi, o comunque anche nel letto dei fiumi viene comunque messo a lato degli argini, il fiume se lo prende e se lo porta in mare. Alla fine tutto quello che è il malcostume, anche come immondizia, eccetera, perché nel porto dovresti vedere c'è pieno di plastica e quant'altro, tutta la maleducazione umana ce la ritroviamo purtroppo sempre in mare. Per cui dovrebbe esserci proprio la possibilità di finanziare magari quegli strumenti che miniaturizzano per dire le canne piuttosto che il legname e quant'altro, per fare del pellet eccetera, e di modo che poi gli stessi comuni da questa cosa ne traggono anche un profitto. Non capisco perché non venga già fatta questa cosa qua, ecco. Però è un problema perché noi abbiamo un porto che ad ora è impraticabile, nel senso le barche che sono ormeggiate all'interno del porto hanno completamente gli ormeggi di poppa bloccati, quindi metti caso dovessero andare a fare anche una battuta di pesca o un'emergenza stessa, non possono muoversi. Fermo restando che questo è solo la punta dell'iceberg, perché tutta la roba che galleggia la vediamo, ma tutto quello che sarà finito poi sott'acqua, cioè le cose più grande pesanti, problema. Sarete voi che sempre bisfrattati, scusate, strascicanti, che poi raccoglierete, porterete tutta la spazzatura in terra. Anche questo è un ruolo che
purtroppo vi toccherà fare, anche molte volte facendo dei danni, perché quando ci si fila un tronco dentro la rete, insomma, ha dei danni giganteschi, Ale. No, concordo. Infatti io quando c'è gli eventi qua, che comunque erano ampiamente annunciati, o che sono sempre più ansiato piuttosto che una mareggiata, perché ho sempre nella memoria stampata la visione delle Cinque Terre del 2011, dove tu a maggior ragione ti avrai Certo. memoria, dove finirono letteralmente a mare due paesi, Vernazza e Monterosso, e lì quella zona di mare fino ad arrivare a Levanto è rimasta impraticabile, e ancora adesso c'è delle tratti di mare, alcune cale che si facevano proprio ad occhi chiusi, che non puoi più fare perché resti fermo da alberi e quant'altro. E lì dove poi ha preso il sopravvento, diciamo, materiale non compatibile con l'habitat marino, sono spariti anche i pesci, perché tu sai meglio di me che quella lì era una zona pescosissima, soprattutto per il polpo e il moscardino, e dopo quella fanghiglia, diciamo così, che estranea un po' all'ambiente marino, è andata a mancare un po' tutto. Assolutamente. Ale, e diventa anche un pericolo, fammi dire, per la navigazione, perché tutto quello che va a fondo non lo vediamo e lo prendete voi, ma poi il problema grande è navigare, spostarsi, e molte volte di notte un tronco in mare può diventare pericolosissimo, soprattutto per quelli incauti, fammi dire, soprattutto diciamo gli yacht, lo diporto che cammina ad alte velocità anche di notte e magari non guardi il radar magari non lo segna, perché diciamo magari è solo sotto il pelo dell'acqua e te lo prendi in pieno. Io Ale ti devo salutare perché abbiamo fatto veramente questo spaccato velocissimo. Ci risentiremo naturalmente per parlare anche di una cosa che è un dente veramente dolente, fammi dire, del nostro paese purtroppo, che è il pagamento del fermo biologico. Ti richiamo la prossima settimana. Ciao Alessandro Cappelli. Ok, e grazie a voi che siete sempre sul pezzo. Un abbraccio, ciao ciao. Ciao Ale. E adesso allora? linea al direttore responsabile di Radio Libertà Giovanni Sallusti per Libertà.